già direttore del consultorio familiare di Luna Sud, svolge attività di supervisione clinica e opera continuativamente da 25 anni all'interno di realtà psichiatriche, utilizzando lo psicodramma sia con gruppi di pazienti adulti che con adolescenti e giovani. È autore di numerose opere, tra le quali ricordiamo L'isola felice. Salta. E diamo adesso la parola per l'intervento dal titolo Paternità e maternità, un ruolo da riscoprire. Allora, quando si prende un titolo senza proporlo, succede che per forza di cose ti devi adattare al titolo, no? È un bel gioco. È un gioco che, come dimostrano i miei capelli, faccio da tanti anni. Però il gioco funziona anche così, che ce l'hai gelato. Che se il riscoprire è interessante, e adesso vedremo perché secondo me è interessante, si potrebbe anche, giocando sulle parole, pensare che può essere significativo riflettere sul ricoprire. Se questi ruoli sono da riscoprire, vuol dire che da qualche parte, non perché è intervenuto un qualcuno di cattivo, ma vuol dire che in qualche modo da qualche parte si sono nascosti, sono stati coperti, o forse li abbiamo persi di vista noi, perché io non credo che ci sono i cattivi che ci hanno fatto perdere di vista i ruoli. Io credo che molto probabilmente noi esseri umani, in quanto genitori, educatori, terapeuti, politici, li abbiamo un po' persi di vista. Allora, a me piace molto, mi piacerebbe, adesso vediamo cosa succede, intanto mi passa il nervoso, insieme con voi andare a ricercarli. Ovvio che sarà un processo lunghissimo, però magari possiamo cominciarlo. Ma invece io vi vorrei portare un pochino sul riflettere sul come ricoprirli, come sentirlo un ruolo nostro, proprio, personale, non imposto. Perché buona parte dei giovani con cui io mi incontro non è che sempre lo scelgano il ruolo di padre e di madre. Talvolta il ruolo di padre o di madre, non quando il figlio capita, anche allora, perché ci sono delle situazioni molto difficili, drammatiche, di ragazzini che diventano padri, di ragazzine che sanamente, giustamente giocano, vanno in discoteca, fanno le loro cose, giocano a pallavolo, si trovano in un ruolo che non è scelto. Ma a parte situazioni di questo genere, ci sono anche persone che davvero non scelgono con quella consapevolezza che un ruolo così importante dovrebbe avere. Prima che mi stufassi di farle, facevo le relazioni per il tribunale ecclesiastico. L'ultima l'ho rifiutata 3 giorni fa, non mi sono stufato. Allora, un matrimonio, come la maggior parte di voi sapete tutti, viene annullato se qualcuno testimonia, e quello che chiedevano a me tramite la perizia, quando mancavano altre prove, che non c'è una sufficiente libertà per esprimere un consenso che è chiamato infatti libero dalla legge di diritto canonico. Bravissima, vedi che. Allora, se questo funziona per una scelta importantissima come quella del matrimonio, pensiamoci
se non dovrebbe funzionare la stessa cosa per una scelta straordinariamente importante, come più e più volte si siamo ricordati oggi, che è quella di diventare padre e madre. Allora, dov'è che voglio portare il discorso? Voglio portarlo lì, su questa fondamentale dimensione che ha a che fare con il ruolo, che è la consapevolezza e la competenza. Allora, ogni ruolo, ci insegna la sociologia, dovrebbe essere caratterizzato da questi due elementi. Io posso essere consapevole, poco tanto niente, di essere padre e madre, e contemporaneamente potrei essere poco o tanto o niente competente nell'essere padre e madre. Allora, se il ruolo è l'unità della vita sociale ed è quell'insieme di riferimenti che hanno a che fare con le aspettative, con i comportamenti che ogni essere umano interpreta, allora noi all'interno di un certo status, di una certa condizione, siamo riferimento di aspettative da parte degli altri e siamo, diciamo, titolari di un sistema, chiamiamoli così per semplicità, di diritti e doveri. Se io sono un capo ufficio, gli altri si aspetteranno da me alcune cose e io come capo ufficio sarò dotato di un sistema di diritti e di doveri in quanto titolare di quel ruolo lì. All'interno di quel ruolo potrò essere un buon capo ufficio o un pessimo capo ufficio. Allora torniamo a mamma e papà, perché mi si è chiesto di riflettere sui ruoli. Il ruolo, in quanto entità sociologica, è predefinito in un certo ambiente, una certa cultura, quindi bene riflettere sulla cultura, su come si muove la cultura, come si muove la politica, come si muove il senso comune all'interno di una certa comunità. Per cui le aspettative in riferimento al ruolo di mamma che ci sono ad Agrigento non sono le stesse aspettative che ci sono nei confronti del ruolo di mamma di una signora che vive a Livigno. E lo stesso discorso lo possiamo fare naturalmente nei confronti del ruolo di padre. Allora, l'elemento di valore che io vorrei mettere in gioco è questo, è quello della capacità di essere in grado di seguire dei processi che hanno a che fare con l'ambiente, che hanno a che fare con il nostro cambiamento. Il ruolo di padre e il ruolo di madre, entrambi necessari per lo sviluppo dello psichismo, della vita di relazione, della vita affettiva dell'individuo, non possono essere sempre gli stessi, non tanto solo in un ambiente geografico, ma anche in riferimento al proprio percorso umano. C'era un genitore. Io lavoro a proposito della drammatizzazione, io sono uno psicodrammatista, faccio lo psicodramma di lavoro, e uno dei lavori più belli che sto facendo nella mia vita è di fare lo psicodramma con gli adolescenti, sul territorio, non in enclave strane, e lo faccio con adolescenti chiamati quelli lì a rischio per comodità, insomma, che sono tutti adolescenti che vengono da famiglie pressoché normali, ma sono tutti adolescenti che hanno dei pessimi padri e delle pessime madri. Allora, uno di questi padri, che è un ingegnere, è un bell'uomo, bello, robusto, interessante, mi dice: ma vede, dottore, io veramente non capisco come mio figlio si comporta in questo modo con me, perché io sono sempre lo stesso, è lui che è cambiato. Bravo, hai fatto bingo, se avevo un premio glielo davo, ma
Ma guardate, ovviamente nessuno di voi qua è così, vero? No? Non parlo solo di Gesù, è ovvio che nessuno di voi è così. Però vi assicuro che c'è qualche genitore che dice: ma dov'è il problema? Io sono sempre lo stesso. Poveretto, vuol dire che non hai capito niente. Vuol dire che ti immagini che tu puoi interpretare il tuo ruolo di padre come l'hai fatto quando Mario era bambino, lo fai adesso che ha 15 anni, ma probabilmente tu pensi di essere un buon padre perché stai facendo il padre con Mario come l'hai fatto con Luigi. Anche questo è geniale. Eppure molti genitori ti dicono: dottore, è strano perché questo qua è un mezzo delinquente, quell'altra invece è una santa e noi siamo sempre stati uguali con loro. Forse è lì che c'è qualcosa che non va. Magari la santa e il delinquente avevano bisogno che tu all'interno del tuo ruolo di padre e di madre ti adattassi a loro, li ascoltassi. Allora un altro livello di valore che vi propongo è questo: come educatori, come genitori dovremmo fare nostro questo straordinario modo di essere, che è quello di ascoltare, perché altrimenti i papà e le mamme tendono a riprodurre schemi rigidi, acquisiti chissà dove, e continuano ad utilizzare quegli schemi lì. Questo è estremamente rassicurante, ma è fallimentare. Ti sembrerà di andare bene così, ma non solo tribolerai molto, ma sei destinato a fallire, perché non è così. È chiaro che ascoltare, mettersi in atteggiamento di ascolto di un piccolo rompiballe di 2 anni non è facile. Scusi, suora, solo è colpa degli adolescenti. Oppure di mettersi in relazione di ascolto con il delinquente che mi porti da me perché tu pensi che io gli orienti la coscienza. Cioè, ci sono ancora persone, magari c'è qualcuno che pensa che educare le persone voglia dire orientare le coscienze secondo quello che noi pensiamo sia giusto. Ci ragioniamo, Allora, ruolo di mamma e papà sono certamente di... Quanto tempo che sto correndo con mamma? Corra. Allora, c'è tra le altre cose che faccio, di quelle che mi piacciono, le altre, ascoltare la gente seduti sulla poltrona mi fa campare, ma non è che mi piaccia tantissimo. Allora, un'altra cosa che è molto interessante che sto facendo è che vado a fare lo psicodramma in carcere. Ma non in carcere finto, in carcere su 12, 3 ergastolani, cioè carcere dove giusto. E io ogni tanto ho la bizzarria del pensiero, pur non essendo molto ortodosso, non so neanche cosa vuol dire preciso, ma mi è venuto così, di fare delle citazioni bibliche, usandole come non citazioni, uso delle metafore, insomma, per i miei colleghi psicologi ho un orientamento junghiano. Io sono molto affascinato dalle metafore, dalle immagini e anche dalle favole. Ho preso un'incazzatura sulla storia delle favole, ma che diceva lui che non si può più raccontare le favole, ma andrei fuori e me le racconto un'altra volta. Allora, lì dentro in questo gruppo di Galeotti mi scappano un paio di metafore di natura biblica. Un siriano di origine siriana mi guarda, che deve essere molto detto, che cita dei versetti, lui si fa le citazioni, e mi dice: ma tu sei uno psicologo religioso? Dico: cosa vuoi dire? No, se sei, perché citi la Bibbia? No, dico, ma uso queste immagini. Allora vi regalo un'immagine banalissima, che è un'immagine, proprio un'iconografia tipica della vicenda di Cristo. Avete presente quelle immagini che c'erano sui miei libri, noi che siamo anziani come Gino, che c'erano nei libri di scuola, magari l'avete vista da qualche altra parte, dove c'è Maria e Giuseppe sul musetto, sull'asinello, che vanno in Egitto. Io credo che lì mettiamo insieme
il senso della mamma e del papà a partire dai principi bioanatomo-fisiologici che lei ci ha regalato prima. Che fa Maria sul musetto? Attende, accoglie, è lì pronta per accogliere. Che fa il Beppi? Accompagna, dà direzione. È così. Non è così? Dovrebbe essere così, secondo me è così. La madre non è solo quello, ma ha questo atteggiamento prevalentemente di accoglimento, e il padre ha quello di dare indirizzo. Ma se semplificassimo così vuol dire che abbiamo buttato via i soldi qua, cioè a fare un convegno per dire una cosa così banale, ma se non partiamo da questo banale probabilmente non ci capiamo, perché è chiaro che il ruolo di padre e di madre hanno in sé delle funzioni così articolate e complesse che non possono essere semplificate. Però mi sembra che quell'immagine, che non avevo in mente, non c'è negli appunti del suo Wikipedia, e non ce l'avevo in mente, mi è venuta in mente prima, ma credo che sia così. La differenza non è scotomizzazione, non è che uno da parte uno dall'altra e che allora facciamo finta di essere tutti insieme, però no, io credo che il funzionare come genitori è proprio funzionare all'interno di una relazione. Non ha senso parlare di madre e di padre se non all'interno di un sistema di relazione. È la relazione che qualifica la genitorialità. Ma all'interno di questo noi sperimentiamo dei modi di essere in parte uguali e in parte diversi. Io sono per le diversità, cioè a me mi hanno insegnato per troppi anni della mia vita che eravamo tutti uguali e che bisognava essere tutti uguali, ma non è vero che è così, ma non è vero, siamo tutti diversi. E viva la diversità che va riconosciuta e rispettata. E una società che funziona bene, una comunità che funziona bene, dovrebbe essere quella che mette tutti gli individui diversi in grado di interagire per raggiungere la felicità, è qualcos'altro, affari vostri, per raggiungere degli obiettivi che le persone si prefiggono. Non c'era una cosa che mi avevano scritto, mi sembrava intelligente. Quella del discorso di un altro convegno, però voglio accennarlo perché. Allora, quando prima dicevo della consapevolezza del ruolo di madre e del ruolo di padre, che non sempre c'è, io penso, 25 anni di consultorio, incontro un sacco di genitori, incontro un sacco di ragazzi, di aver riscontrato pochissima consapevolezza su questo piano, che il figlio non è un oggetto che metti dentro di te o metti dentro nella coppia perché la coppia o tu singolo hai un diritto. Ma questo, eterosessuale, gli individui non possono immaginare che prendono un essere umano e lo inglobano perché hanno diritto di avere quella roba lì. Cioè, la consapevolezza dovrebbe essere che mettere al mondo un figlio è un atto coraggioso di fiducia nella vita, ma non nella tua vita, chi se ne frega di te? Il senso, secondo me, da un punto di vista psicologico, sta nel fatto che tu ti inserisci in una comunità che può essere anche il mondo, e il figlio è un regalo che fai al mondo. Non voglio scomodare Gibran, ma è così, perché altrimenti mettere al mondo figli è un atto egoistico. Se è solo per me, altro è entrare nella logica alla quale accennava prima il dottor Soldera, che è un'altra dimensione che va avanti parallela a questo che sto dicendo, che è che attraverso il figlio sicuramente io cresco. Non c'è dubbio, ma non solo quando cresci
che dopo magari ti rimbecillisci un po'. Se vedo sempre la sorella, là stavo dicendo un'altra parola, mi sono controllato. Lei madre mi sta salvando stasera, perché ogni tanto la incrocio, lei sarà buonissima secondo me, ma tu la faccia severa. Allora mi sono per fortuna ripreso. Non come quando tu così mi sto rincitrullendo e mio figlio che è grande mi dice non si fa così, dai, si fa. E mi dà lui, fa il genitore, quindi fa quello grande lui. Vi rendete conto come è messo mio figlio? 3 analisi ho fatto e sono ancora messo così. Vabbè, però. Allora, io volevo fare un gioco, c'ho un po' di tempo con loro. 10 minuti. 10 minuti, alle 19. Sì, ma mi fate morire. Allora, facciamo con voi, se no qua 10 pagine. Facciamo uno psicodramma. Allora, ogni ruolo, entità sociologica, oltre che caratteristica dell'individuo, dicevamo, deve essere dotato di consapevolezza e di competenza. Io posso essere un bravo giovane papà che dice io voglio mettere al mondo mio figlio perché ho deciso con mia moglie di fare questo investimento, perché ci credo, perché però questo ragazzo qua di 30 anni può essere totalmente incapace di fare papà, può essere consapevole ma totalmente incompetente. E chi gli aiuta? Non c'è più la corte con le zie, non c'è più i corsi, facciamo i corsi, però stiamo attenti anche a fare i corsi, perché evviva la semplicità, evviva l'essenzialità, evviva la normalità. Io non ne posso più dei super papà e delle super mamme, è un rischio che corriamo, Gino fa. Spesso vengono fuori dei mostri dai corsi che credono di sapere tutto loro, cioè non c'è. Mi ricordo un'espressione, eravamo, il mio parroco diceva che ero comunista perché andavo a Mani Tese, che ha la mia età, il movimento Mani Tese, andavamo a fare le marce a Roma, a Firenze. A Firenze c'era Monsignor Elder Camara, che non so perché l'hanno fatto santo, oppure lo so, ma comunque andava fatto santo. Allora, e una delle parole pensate, avevo 20 anni, che mi ricordo ancora è: a questo mondo non ci vogliono più super uomini o infrauomini, ma solo uomini. Allora, io credo che abbiamo bisogno di mamme e di papà, non di super mamme e di super papà, ma di persone che assumono consapevolmente quel ruolo lì e magari si danno da fare, tribolano per diventare competenti, che diventare competenti di 2 ruoli così importanti non vuol dire solo imparare a reggere la puzza della merda di tuo figlio e cambiare il pannolino, non è quella la competenza, è assumere l'atteggiamento della direzione, dell'esserci. Allora, dove c'è ancora il ricercatore? Dove sei scappato? Eccolo lì. Allora, ci sono quelli bravi come lui che portano i numeri, ci sono quelli che scambiano per ricerca l'espressione di opinioni. Allora, io ho letto il dossier che mi ha regalato Gino Soler, in cui va letto su una rivista di divulgazione italiana, oltre ai suoi interventi totalmente eccellenti, non solo condivisibili, oltre Pietro Poli, c'erano degli interventi, insomma. C'è una ricercatrice che dice che il papà va bene per giocare e la mamma va bene per proteggere. Ma non è vero che è così. Perché se tu ricercatore, voglio dire, se lo dicevo io ieri sera dopo la partita di calcetto con i miei amici al bar, andava bene. Ma no tu ricercatrice. Perché altrimenti, se uno legge quello lì e va avanti con il pensiero, dice: vedi tu moglie che mi rimproveri sempre perché faccio il giocherellone, perché non do mai delle regole, perché faccio sempre il cretino con nostro figlio. Il gioco è una cosa seria. Allora io credo che sicuramente il papà può essere un buon partner del gioco, ma come condivisore di esperienze. Quello dovrebbe fare, quello è un ruolo, è un aspetto funzionale del ruolo di padre che mi piace. Il condivisore di esperienze, ma non giocherellone. E poi dice i papà che spingono le altalene, ma non c'è mai data
campo giochi, chi è che spinge le altalene? Ma quanti papà avete visto spingere? Sono le mamme poverette che spingono le altalene. Allora, non cioè è più seria la cosa, e talvolta è anche drammatica. Allora, ogni ruolo, sono già bruciato 4 minuti, vado a 10, ogni ruolo ha in sé delle funzioni specifiche, lo insegna la sociologia, no? Io titolare del ruolo di padre, dicevamo prima, ricevo una serie di aspettative da quell'ambiente lì dove io esercito questo ruolo, dove sono titolare di quel ruolo lì, oltre ai tanti altri ruoli che ho. E ho una serie di diritti e di doveri. All'interno di ogni ruolo è previsto che il titolare di quel ruolo svolga delle funzioni. Allora vi chiedo, non andate in cerca di robe strane per piacere, per come lo vivete voi, come madri, come padri, come educatori, come quel che volete voi. Quali sono le funzioni che caratterizzano il ruolo di madre? Veloce, una volta. Preparare da mangiare. Mangia, cuoca. Cuoca. Se sono funzioni andrebbe il verbo, ma le stesse. Consolatrice. Allora facciamo così, traduco in verbo alla fine. Prendere cura. Consolare. Prendere cura. 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 Consigliare. Educare. Consigliare. Aspetta che cerco di scrivere bene. Rispettare. Aspetta, consigliare, c'era uno che ha detto ascoltare, vero? Accogliere. Io ho detto rispettare. Rispettare. No, te puoi parlare io. Non sei una madre. Rispettare, ho sentito un altro. Accogliere. Allegrare. Accogliere. Amare. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Essere affettuoso. Dolce. Pulire il bagno. Condividere. Condividere, brava. Mediare, poi. Mediare, bello mediare. Mediare, sì. Aspetta. Mediare. Proteggere. Tu dici che deve fare la moglie, Allora, giocare. Però devi dividersi. Dialogare. Basta, l'ultimo. Coccolare. Confronto. Coccole. Carezze e coccole, sì. Educare. Già fatto. Allora, da un poco tempo. Mica poco. Guarda che noia. Papà. Uguale. Stessa cosa. Quali sono le funzioni del papà? Non ne possiamo più, quindi i psicologi di appropriarsi della moglie. Dai, così. Vedete? Mantenere le famiglie. Funzioni del papà. Mantenere. Amare, rassicurare. Valorizzare. Valorizzare. Sostenere. Regole. Sostenere. Fermili. Esempio. Proteggere. Cosa hai detto? Difendere. Non faccio interpretazioni, ma devi aver fatto le tue nell'infanzia. Poi aspetta che ne ho perso. Difendere, ha detto. Difendere. Papà ancora, su. Guidare. E ovviamente non l'automobile male. Vuol dire qualcos'altro che credo di un buon modello. no, quello prima però perché un altro l'ho sentito prima. Ammonire. Insegnare. Aspetta che casco che. Un altro, dai che ce l'hai proprio lì. Aspetta, fermo.
rassicurare. No, rassicurare. Sì, rassicurare. Giocare Anche ascoltare. Ascoltare. Ascoltare ed ascoltare. Il vero problema è essere ascoltato comunque. Padre. Giocare, basta, stop. Allora adesso Però verbi riflessivi, niente. che è che vieni qua te, hai da fare lì. Sì. No, ricercatore no. Noi non siamo normali. Allora, come ti chiami? Allora, Nicoletta, guarda quei due elenchi lì, commenta. No, non c'è, ma non è un'occasione così, dai, commenta. Allora, intanto vedo che sono termini che sono entrambi in entrambi i soggetti, tipo Risparmiavi la benzina, prendevi lei, educare, penso che sia il caso che vengano entrambi i soggetti, poi amare, ovviamente ci deve essere l'amore da entrambi, però noto un'altra cosa, che c'è tipo l'aspetto molto più dolce, più coccoloso, semplice, lo so. più dolce, tipo c'è consolare, cura, ascoltare sul soggetto madre, sul soggetto padre c'è molto più cioè mantenere, castigare, ti ha detto prima, oppure modello, quindi c'è anche il concetto di modello su papà. Questi sono i due aspetti che a me saltano. Dentro e fuori, dentro e fuori. Questo mi sembra interessante. Allora, vedete? Sei promosso, il prossimo convegno ci sei. Da messo un attimo a assumere consapevolmente il ruolo perché e si è donna? dimostrata competente. Cioè non è poi una cosa. Bravo, allora lei ha centrato perfettamente, ma vedi il lavoro abbiamo fatto noi. No, questi due elenchi andrebbero presi. Ci si potrebbe, io poi ho questa abitudine che ho un vizio, non so, di scrivere, e ci andrebbe fatto un articolo a partire da voi, non da un sapere che non serve a niente. C'è un sapere che serve come base elementare, ma non puoi sempre tradurre solo come quello lì. Chiaro che se noi non abbiamo gli elementi bio-anatomo-fisiologici per sapere come avviene il miracolo della vita, galleggiamo nell'ignoranza, e l'ignoranza fa più danni della violenza, della cattiveria. Però non puoi tradurre sempre il tuo rapporto educativo, il tuo rapporto genitoriale in forma di dettato della verità. Perché quando lì si parla di educare, si parla di modelli, si parla, chiamatelo esempio, chiamate come. L'esempio non è la comunicazione di come io vorrei che tu fossi. Questa è una coartazione della libertà di pensiero. È all'interno della vita, è lo stile di vita, è il valore che do al tempo, il valore che do al denaro, è la capacità di rispetto dell'altro, è la capacità di empatia, la capacità di incontro, come guardo chi chiede l'elemosina per la strada, come commento le trasmissioni, le notizie al telegiornale, come parlo degli insegnanti che hai a scuola, come parlo di mio fratello che fa il cretino a volte. Fratello vero, cioè è lo stile della vita che comunichi. Al di fuori di quello sono tutte balle, non serve a niente. Allora il ruolo di padre e di madre, se tu non ti giochi la tua vita, diventi un professore del niente. Io mi sono sentito a volte professore del niente quando controllavo mia figlia perché tornava dopo la mezzanotte e la cazziavo per 10 minuti. Ma che cretino! Che principi sono quelli lì? Se lo ricorda ancora, purtroppo. Si ricordano anche qualche cosa bella, ma quelle lì, le cazzate le cose brutte che ho fatto nella vita non è più sufficiente neanche adesso per essere un disastro. Cioè se ne ricordano tutte le fesserie che ho fatto nella vita, tutte,
Però si ricordano anche quelle volte che gli ho chiesto scusa. Lì sì che mi sento bravo. Lì sì. Ma che fatica. Va bene. Grazie, veramente infinite per il suo intervento, direi decisamente dinamico, brillante, anche illuminante per certi aspetti, per i genitori, per i giovani genitori soprattutto, e per il focus che ha voluto portare sull'importanza di valori come l'ascolto, la consapevolezza, la competenza, questo riscoprire e questo ricoprire i ruoli, per cui l'unico un messaggio importantissimo che ci ha dato, che cogliamo con doverosa diciamo gratitudine, dell'importanza dell'essere esempio in questo stile di vita che ogni genitore, ricoprendo i propri ruoli, dà ai figli, più che fare il professore dei figli. Diamo lo spazio ad una domanda e poi le conclusioni alla famiglia Giuliana e Mario Bolzan, perché siamo veramente con tempi ristrettissimi, perché bisogna chiudere la sala convegno. Sì. Dica, provi a dire ad alta voce. Dai, Il gelato? No, è giusto. Dai, un minuto, dai, vediamo. Io come cristiano ti faccio una domanda. Io vengo sono un cristiano protestante, sono valese, non sono cattolico, però mi chiedo, condivido l'altra parte del discorso che lei ha fatto, soprattutto nell'ambito della metafora, come metodo per descrizione. E quando noi spesso parliamo nella nostra dottrina, nella nostra pastorale, che la nostra Santa Famiglia di Nazareth, il nostro Signore Gesù Cristo, è il nostro modello. Però quando io analizzo in termini di ora, so che ci sono tante interpretazioni, da quella letterale a quella più liberale, quella ermeneutica, dell'esercito biblica, però quando guardiamo la famiglia di Nazareth come modello, a me viene spontaneo chiedermi che cos'è una famiglia normale, naturale? Una donna che rimane incisa per opera dello Spirito Santo, certamente innanzitutto in una propria posizione lei stessa, quindi senza peccato. Secondo, rimane incisa prima, dopo e durante, perché un dopo una chiesa questo, durante il parto, quindi senza avere una relazione sessuale, se una donna in una maternità surrogata, se doveva essere io, Sì, comunque non posso rispondere, è una comunicazione che sta. Ringraziamo la comunicazione, la ringraziamo per il suo pensiero e per la condivisione anche del suo pensiero, più che domanda. Adesso Giuliano e Giuliana e Mario Bolzan, scusate, per le conclusioni. Colpa mia,